A Monselice l'11ª edizione dell'Etno Film Fest, che quest'anno è dedicato al corpo, omaggi a Mario Brenta e a Ermanno Olmi. A Monselice fino a domenica c'è l'11ª edizione dell'Etno Film Fest, che quest'anno è dedicato al corpo. 2 gli omaggi al cinema legato al Veneto, il primo a Mario Brenta, il secondo nella serata conclusiva in memoria di Ermanno Olmi. Il servizio di Ivana Godnik. È un festival prestigioso de primera calidad. Fernando Arrabal, a passeggio per le strade di Monselice, è uno di quegli incontri che possono avvenire una volta nella vita, anche se lui da queste parti c'è già stato, drammaturgo, poeta, regista, uno dei nomi più illustri della cultura spagnola, è già la seconda volta ospite dell'Etno Film Fest, l'evento cinematografico ma anche etnografico e antropologico. Corpi, il titolo di questa 11ª edizione. Sono orgoglioso di poterlo fare in questa città e di poter invitare e portare figure importanti del mondo dell'antropologia, del mondo della cultura, del mondo del cinema, perché poi questo festival ha questa sua particolarità di essere un festival dedicato al cinema e al documentario etnografico, ma nello stesso tempo incrocia anche molte altre discipline. L'edizione 2018 si è aperta con la presenza di Cecilia Mangini, una donna che ha vissuto il Novecento in prima persona, la prima donna documentarista in Italia del dopoguerra. Il cinema che è anche montaggio, per capire che cos'è il montaggio una persona deve leggere le poesie, perché le poesie hanno un ritmo interno e sono quelle che, come dire, conquistano la mente in un modo sotterraneo, per cui un grande montatore è anche una persona che magari potrebbe essere un poeta. Ad accompagnarla la giornalista e scrittrice Concita De Gregorio. Cecilia Mangini è una delle protagoniste del suo documentario Le ragazze del secolo scorso. È un film che nasce da molti anni di ascolto, di ricognizione, di condivisione, di storie delle ragazze da 5 a 95 anni, ma in particolare questo film si ferma sulle ragazze del Novecento. Fino a domenica anche 2 appuntamenti legati al cinema a Veneto, l'omaggio a Ermanno Olmi e il documentario di Mario Brenta.